O Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20. A tomba vacante. O giorno dopo sabato, o primo giorno della settimana, Maria Maddalena se ne è vicino a Seburg, a prima mattina, quando fuori era ancora notte, e vedette che quella prete che inserrava Seburg era stata apputacata. Corrette pressa là e retta la notizia a Simon Pietro e a nato discepolo, che Gesù voleva assai più bene, e tutte là e ricette a loro. Hanno pigliato signora, rindo Seburg, e noi non sappiamo manco dove l'hanno messa. Pietro e Giovanni corrono Seburg. Subito Pietro, con l'altro discepolo, ascettano per il Seburg. Correvano tutti e due insieme, ma l'altro discepolo, corretto più presso ai Pietro, e arrivai per prima vicino a Seburg. Si chigliai e verette fasce per terra, ma non volette trasire là dentro. Quando arrivai pure Simon Pietro, che camminava per il saissa, da 30 kg Seburg e verette fasciulelle per terra. E chi lupando che l'avevano messo in faccia, che era stata messa in coppa a capo suo, non stava per terra insieme a quelli fasciulelle, ma stava chigliata una pizza. Tanto trasette pure chi lato discepolo, che era arrivato per prima vicino a chilo Seburg, verette e subito credette. Non avevano però ancora capito tutte quelle scritture che dicevano che Gesù aveva risorgere in dei morti. Poi tutte e due insieme si tornarono a casa. Gesù appare a Maddalena. Maria invece si era fermata fuori, vicino a chilo Seburg e stupiava a chiagnere a Selluzza. E petramente chiagneva. Chiaia a capo suo per guardare una volta a rinda e vedette là dentro due angiolille, vestute bianche, che stavano assettati, una da parte a capo e l'altra da parte dei piedi, proprio là dove stava posato il corpo di Gesù. Perché chiagna? Le ricettano l'angelo. S'hanno pigliato a cavo, signore, rispondette allora a Maddalena, e non sa ci manca dove l'hanno portato. Roppa che veritte che sti parole, savutai a rete e verette a Gesù all'erte, rindo giardino. Ma non sapeva che era Gesù. E Gesù gli dicette, Ronne, perché chiagni? Ma chi vai a scianna? E questo, pensando che fosse guardiano, chi lo giardino, le dicette, Signore, se l'hai pigliato tu, dimmi magari a dove posso trovare, a così era agista e se lo a pigliare. Maria, le ricette Gesù, che savutai pressa, e in da lingua ebrea ricette, Rabbuni, cavorice da maestro mio. Lasma, non mi indartene, le rispondette Gesù, perché non ancora sono aiutato vicino al padre mio. Va e fa sapere tutte le frate mie, che io sono vicino al padre mio, e il padre vostro, avvicina a Dio mio e Dio vostro. Tanto Maria Maddalena corrette subito a portare questa bella notizia a tutti i discepoli e ricette a loro. Ha giù visto il Signore? Poi secondai a loro tutto quello che Gesù aveva detto a essa. Gesù appare ai discepoli. A sera che lo stesso giorno, o prima dopo sabato, mentre stavano inserrate le porte che la casa, a dove stavano i discepoli suoi, perché si avevano paura dei giurei, accomparetto Gesù in mezzo a loro. Si fermai e ricette a loro, pace a voi. Come padre mi ha mandato a me, a così pure io mi mando a voi. Roppa che vedete questa, scendai in gola a loro ricetta, accettato lo Spirito Santo che ha fatto scendere in gola a ognuno di voi, perché a tutti quelli che perdonerete i peccati, che i peccati saranno perdonati, e a tutti quelli che non perdonerete i peccati, non saranno perdonati. Gesù appare a Tommaso. Tommaso, che era uno di quelli durici, e tutti là lo chiamavano Didimo, perché era nato insieme al frate, non stava insieme con loro quando avevano detto Gesù per la prima volta. Quando si presentò in mezzo a loro, tutti là di discepoli, caprezza in do coro le ricettano. Tommaso, hai mai visto il Signore? O Signore è venuto qua, proprio in mezzo a noi. Se non lo vega, con gli occhi miei, e se non lo tocca, che mano mia, e se non lo metto urite, rindo posto degli uova, e non metto la mano mia, rindo anche suoi, ricette Tommaso. Io non ci credo. 8 giorni dopo, tutti i discepoli suoi si trovavano tutti insieme in la stessa camarella e in mezzo a loro ci stava pure Tommaso. Gesù, a porta inserrata, trase 30 a quella camarella, si fermò in mezzo a loro e le ricette pace a voi. Poi, guardando a Tommaso le ricette, Tommaso, metti qua dentro ride tua e guarda in mano mia. Stieni a mano tua e infila rindo gustate mia. E non essere più a così tu ste core, ma grida con tutto il cuore tuo rindo a me. Signore mio e Dio mio, rispondette subito Tommaso.
E Gesù le dicette: tu hai creduto perché mi è venuto. Viate a me, a tutti quelli che crederanno rinda a me, senza me vedere. Parecchia di miracoli facette Gesù innanzi a tutti i discepoli suoi, ma non sono stati scritti in questo libro. Chi sono stati scritti perché credessero che Gesù è il Cristo, è il Figlio di Dio, e perché credendo in essa avessero pure voi a vita eterna.